Benvenuti, oggi è martedì 11 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 18:02. La luna si leva alle 15:24 e cala alle 5:02. Oggi si celebra San Costantino. Il nome Costantino è di origine latina e significa tenace, fermo. L'11 marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea, un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno subito una perdita irreparabile e ingiusta. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004. L'attentato, che colpì 4 treni della metropolitana durante l'ora di punta, causò la morte di 191 persone, tra le quali una donna incinta, ed il ferimento di 2057 persone. Fu il più grave attentato terroristico nella storia dell'Europa occidentale. L'imprenditore Rupert Murdoch compie oggi 94 anni. Auguri a questo potente fondatore e proprietario di un impero mediatico che si estende in tutto il mondo, la News Corp. Tra le sue proprietà ci sono giornali come The Sun, The Times, The Wall Street Journal e The New York Post. Nel 2023 si è dimesso da tutte le cariche operative in Fox e News Corp, dopo quasi 70 anni di carriera. Valerio Lundini festeggia oggi 39 anni. Comico, autore e conduttore televisivo che ha conquistato il pubblico con il suo umorismo surreale. Laureato in lettere, ha iniziato a collaborare con programmi radiofonici e ha debuttato in TV con Battute su Rai 2 nel 2019 e l'anno successivo ha condotto il suo primo programma, Una pezza di Lundini, sempre su Rai 2. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite. Dal 2024 conduce Faccende complicate su Rai Play. Nicole Minetti festeggia oggi 40 anni. Ha partecipato a programmi come Scorie e Colorado Caffè, prima di entrare in politica nel 2010, candidata nel listino di Formigoni in Lombardia. La sua elezione è stata fortemente voluta da Silvio Berlusconi. È stata coinvolta nel caso Ruby, accusata di favoreggiamento della prostituzione e condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi nel 2019. Si è trasferita a Ibiza, dove lavora come DJ. Oggi vi presentiamo un romanzo che ha fatto la storia della letteratura e del cinema. Frankenstein o Il moderno Prometeo, scritto da una giovanissima Mary Shelley e pubblicato l'11 marzo del 1818, un'opera che ha dato vita a numerosi film, serie TV, spettacoli teatrali e musicali. Il protagonista è Victor Frankenstein, uno scienziato che crea un mostro con parti di cadaveri. Il mostro è alto più di 2 metri, ha una grande forza e impara la lingua umana. Ma il suo creatore lo rifiuta e lo abbandona, scatenando la sua vendetta. Ma sapete che anche nello spazio sono presenti rifiuti? Nel sistema solare girano milioni di oggetti artificiali, da piccole scaglie di vernice a pezzi di metallo grandi come camion, e per lo più orbitano attorno alla Terra. Tra questi rifiuti troviamo il guanto da astronauta perduto da Ed White, oppure una cassetta degli attrezzi smarrita durante una passeggiata spaziale e detriti causati dalla distruzione di vari satelliti. Spostandosi a elevata velocità e in numero crescente, questi rifiuti sono un pericolo per i veicoli con equipaggio come la Stazione Spaziale Internazionale. Buongiorno ai 12. Oggi il Sole e Marte si abbracciano in un magnifico trigono che li rende sinergici e pieni di grande energia, ma nei segni d'acqua Pesci e Cancro, il che significa che la forza del sentimento oggi trionferà nello zodiaco, soprattutto per i segni d'acqua. E gli altri? Scopriamolo insieme. Ariete. Ebbene, la giornata di oggi vede ancora i favori di una luna in trigono, quanto mai un toccasana proprio per quella Venere in panne che avete nei vostri gradi. Eppure siete molto disposti a parlare di sentimenti e soprattutto anche ad ascoltare. Una giornata che vi vuole morbidi e delicati, anche se Marte e Saturno
sono in perfetto accordo con il Sole e questo li rende incredibilmente forti e vincenti al lavoro e carismatici in tutto. Toro, la vostra giornata oggi ha ancora la Luna in quadratura e il trigono Sole-Marte vi aiutano un poco, proprio perché il regime di sestile sia dai pesci che dal cancro, i due pianeti vi danno forza ed energia per affrontare un po' tutto, una forza che però preferirà oggi essere diplomatica, essere latente, un po' sotterranea. Ascoltate gli altri e tentate di capire dove vogliono arrivare. Gemelli, una giornata oggi che vede il vostro Mercurio fare da eroico chaperon a una Venere un po' ferma. Eppure parla di romanticità e il vostro Giove, l'ospite più grande che avete nei vostri gradi, è in perfetto accordo con la Luna. Oggi è una giornata ambiziosa e piena di voglia di amare. Cancro, Marte che ospitate nei vostri gradi forma un bellissimo trigono col Sole, il che vi dà un'immensa forza. Ora potete veramente agire, ora potete parlare, dire la vostra, ora si fa a modo vostro. Leone, la Luna oggi che avete ospite nei vostri gradi forma due bellissimi aspetti, uno con Giove, rendendovi ambiziosi e vincenti, e l'altro un bellissimo trigono con Venere e Mercurio. Quindi comunicazione, amore e gloria. Beh, che dirvi, godetevi la giornata, oggi vi siete sentiti veramente visti e brillerete proprio come il vostro astro. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna che tenta ancora di suggerirvi delle piccole soluzioni e Mercurio che viene recuperato anche se distantissimo in gradi dalla potenza lunare, un Mercurio che viene attivato e a cui viene data la capacità di esprimere dei pareri nuovi, altri, diversi. Il trigono Sole-Marte per voi è una fonte di ispirazione proprio perché vi avvarrete di contatti, conoscenze e amici che possono operare molto in ciò che vi serve. Bilancia, giornata interamente dedicata alle chiacchiere di Venere e di Mercurio. La Luna vi è amica e vi porta liete novelle, ma Sole e Marte cosa vogliono dirvi? Sicuramente Marte vi pungola perché prendiate posizione, perché agiate, perché finalmente possiate fare in modo di far rendere conto agli altri o che avete vicino quanto il loro punto di vista possa essere contrassegnato da alcuni errori di valutazione. Scorpione, giornata oggi con ancora una luna in quadratura, ma il vostro Marte vi restituisce tanta energia, anche il Sole è di comune accordo. Oggi state godendo dei raggi zodiacali più importanti che possono attraversare lo zodiaco, quindi raccogliete questa forza sia al lavoro che in amore. Oggi sarete vincenti. Sagittario, giornata oggi molto dinamica, il vostro Giove è stimolato dalla bella luna, è in trigono ai vostri gradi, per cui la luna oggi farà dolcemente punto di telete sull'opposizione insopportabile che costituisce proprio il vostro pianeta Giove contro. Oggi troverete la sintesi e la quadra e la possibilità di realizzare un desiderio in coppia. Capricorno, giornata oggi che prevede un'azione molto importante. La dimensione sentimentale sembra avere bisogno di una scossa, di un dialogo o comunque di una messa a punto. Oggi troverete le parole giuste per parlare di sentimenti. Non è da voi, ma qualcuno deve pur farlo. Acquario, giornata oggi molto interessante, la luna è un po' meno severa oggi nella sua opposizione, per cui l'umore è assolutamente ben rinfrancato. Il Sole sta per cominciare a scaldare uno dei due vostri pianeti, Saturno, il che fa sì che abbiate una visione molto lucida e chiara delle cose, vi servirà per i progetti futuri e soprattutto per l'economia. Pesci, giornata oggi molto interessante proprio perché il Sole sta dando spettacolo col suo bellissimo trigono con Marte, toccherà anche Saturno e voi avrete il pieno potenziale di un potere assolutamente fattivo, costruttivo, lavorativo e a volte anche censorio ed eliminatorio nei confronti di alcune persone. Un grande artista, Paul McCartney.
Chi non conosce la sua musica, le sue canzoni, il suo talento? È stato il bassista dei Beatles, il gruppo che ha rivoluzionato la storia del rock. Dopo lo scioglimento della band ha continuato la sua carriera da solista. Ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi dischi, ottenendo anche 60 dischi d'oro, portando un importantissimo contributo all'industria discografica inglese. Per questo l'11 marzo 1997 la regina Elisabetta II lo ha insignito dell'onorificenza del Cavalierato, rendendolo Sir Paul McCartney, un titolo meritatissimo per uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Oggi parliamo di un modo di dire molto comune e simpatico: cadere a fagiolo. Indica qualcosa che arriva o succede al momento giusto, proprio quando serve. Ma perché proprio il fagiolo? Qual è il legame tra questo legume e l'opportunità? Ci sono diverse ipotesi. Una delle più antiche risale al XV secolo, quando i fagioli erano molto apprezzati dai fiorentini, tanto che si diceva che per loro tutto era fagiolo, cioè buono e gradito. Un'altra spiegazione fa riferimento all'uso dei fagioli per votare nelle assemblee pubbliche, come le fave bianche e nere nell'antica Roma. In questo caso cadere a fagiolo significava essere scelti e approvati dalla maggioranza. Infine, un'altra teoria collega l'espressione al mondo contadino, dove i fagioli venivano raccolti quando erano molto maturi e si staccavano facilmente dalla pianta. Così cadere a fagiolo indicava qualcosa di facile e senza sforzo. Ma come si può amare e uccidere la persona amata? Questo è il dramma di Otello, il Moro, il generale di Venezia che ha conquistato la bella Desdemona. Otello è un eroe, un uomo leale, ma è anche ingenuo, che si fida troppo di Iago, il suo subalterno. Con le sue bugie, Iago fa credere a Otello che Desdemona lo tradisca con Cassio, il suo luogotenente. Otello si lascia avvelenare dalla gelosia e uccide la sua sposa, senza ascoltare le sue giustificazioni e senza cercare la verità. Poi scopre il suo errore e si uccide a sua volta. Ci salutiamo con la frase del giorno. I veri acciacchi dell'età sono i rimorsi. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Continuate a seguirci anche sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.